È l'immobilismo, il fatto di non fatto nulla senza sganciarsi da Berlusconi e quindi da quelle che erano le sue pretese, poi erano fatti personali. Gli italiani hanno bisogno di lavoro, che non c'è, hanno bisogno le piccole e medie imprese, hanno bisogno delle fasce sociali più deboli. Qui alla fine si sono soltanto aumentate le tasse e aggiungo, non si aprono le cassaforti, si fa finta di non avere soldi, quando invece ci sono grandi evasori che vengono lasciati indisturbati, e parliamo di 120 miliardi di euro l'anno, 60 miliardi di corruzione, questa è la quotazione della corruzione nel nostro paese, in Svizzera 100 miliardi di depositi che tutti gli altri paesi, a partire dall'Inghilterra e dalla Germania, hanno tassato, e invece in Italia ancora lasciamo indisturbati coloro i quali hanno portato all'estero i loro capitali, e poi c'è ancora di più. C'è un grande patrimonio, il patrimonio confiscato alla mafia, sono 80 miliardi di patrimonio, bene, questo patrimonio non viene venduto, c'è 1 miliardo di euro in titoli che sono depositati presso il Fondo Unico Giustizia, bastavano solo questi per poter evitare l'aumento dell'IVA. Ecco, ancora oggi si è preferito non utilizzarli, non viene spiegato per quale motivo questi beni non vengono venduti o assegnati per pubblica utilità o venduti. Parliamo di grandi industrie, parliamo di ospedali di eccellenza, cliniche, parliamo di appartamenti. Ecco, un patrimonio colossale che potrebbe essere, da un lato è stato confiscato alla mafia, utilizzato per i cittadini, per un vantaggio economico di tutti i cittadini, cosa invece non accade. C'è una cosa ancora più grave, forse unendo tutti questi elementi si arriva alla conclusione. Da 5 mesi dall'insediamento di questo governo ancora non esiste nel nostro paese la commissione antimafia, e allora da un lato non c'è la commissione antimafia, non è mai capitato nel Parlamento che ciò accadesse, dall'altra parte i beni confiscati non vengono venduti, e a questo punto ti rendi conto che c'è una volontà precisa, quella di continuare a tassare senza al contrario utilizzare ciò che alla mafia è stato tolto. Tornando invece a quanto accaduto oggi, il PDL secondo lei è spaccato al di là della scelta finale di Berlusconi? Se sì, insomma, questo che ripercussioni potrà avere ad esempio su una futura alleanza, visto che oggi Franceschini ha detto che è nata una nuova maggioranza, facendo prevedere un governo che possa durare anche al di là dei falchi del PDL? Ma non mi pare che ci sia una nuova maggioranza, considerato che alla fine è tutto il PDL che ha votato. Io credo che invece si sia confermata quella che è la capacità ricattatoria di Berlusconi, e lo vedremo venerdì quando saremo presenti davanti alla Commissione, dovrà votare, e aggiungo quando dovremo essere fra 20 giorni al Senato per votare sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Quindi questo vedremo. Se questo Parlamento c'è una nuova maggioranza, se questo Parlamento si è liberato dai giochi e dai ricatti, vedremo in queste giornate. In caso contrario, e credo che ciò non sia, siamo ancora sotto ricatto di chi agisce per fini personali. È quello che è accaduto in questi 5 mesi, non è cambiato assolutamente niente, a parte il teatro di oggi e quello che abbiamo visto. Per il resto credo che gli italiani purtroppo dovranno subire ancora questo governo del nulla.